Arriva i barbari a cavallo, i gado corni par capeo, se na vaianga che se butta, i gaia fame arretrata, i ga brusa tutto l'impero. Scampemo che ne vol magna. Ciao, sono Fabio Caon, insegno comunicazione interculturale e didattica delle lingue all'Università Ca' Foscari e mi piace provare a coniugare mondi che sembrano non stare insieme molto facilmente, in questo caso la musica e la conferenza. Ciao, io sono Massimiliano Cortivo, sono giornalista e di questo spettacolo ho curato la regia e la scelta dei testi. Abbiamo deciso di inserire le lezioni concerto all'interno della nostra programmazione per le scuole, tra cui c'è questa lezione di oggi su Marco Polo, perché sono uno strumento fantastico per coinvolgere una fascia d'età che altrimenti sarebbe difficilmente coinvolgibile, quella che è la fascia d'età degli adolescenti e dei preadolescenti. Le lezioni concerto, proprio per la loro struttura e il loro dinamismo, riescono a far passare determinati concetti e determinati valori in maniera molto semplice ma anche molto diretto. C'è una bella frase che diceva che un dialetto è una lingua senza esercito, ok? Quindi il prestigio di una lingua è dovuto non a ragioni di valore, ma a ragioni storiche, politiche o sociali, d'accordo? Quindi valorizziamo i dialetti. C'è qualcuno che ha i genitori di qualche altra parte dell'Italia, ad esempio? Ah, diteci! Puglia, sulle mani chi è della Puglia? Ah, bene, anche Angela è originaria della Puglia, quindi doppio applauso per la Puglia. Da dove? Calabrese, dalla Calabria chi c'è? Applauso alla Calabria, vorrei partire l'applauso ascoltato per la Calabria, perfetto. Dimmi ancora un'altra città, insisteva. Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco. Ne resta una di cui non parli mai. Marco Polo chinò il capo. Venezia, disse il Khan. Marco sorrise. E di che altro credevi che ti parlassi? Ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. L'idea della lezione concerto nasce dal desiderio di coniugare un contenuto, che può essere un contenuto di cittadinanza o di un contenuto scolastico, con un linguaggio, in questo caso la musica, che permetta di mantenere un coinvolgimento sia cognitivo sia emotivo, in modo che quei 5 concetti che noi andiamo a presentare restino più impressi nella memoria delle persone, grazie appunto alla forte potere motivazionale e coinvolgente della musica. E cioè di trovare insieme l'unità e la differenza, no? Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi fa un suo viaggio nella vita, perché l'esperienza di ognuno è diversa dagli altri, anche se facciamo la stessa cosa, però ognuno di noi partecipa a questo mondo, partecipa a una cosa comune che è questo mondo, no? Pensate in negativo purtroppo ai grandi disastri del clima, no? Una cosa, qualcuno negli anni ha sprecato risorse, ha usato male la terra, l'aria e l'acqua e adesso ci troviamo con una terra ammalata, non solo lì, ma in tutto il mondo. Pensate, no, alle isole di plastica che ci sono e che vagano
per tutto il pianeta. Quindi dobbiamo avere sempre il senso di una responsabilità che ci tiene tutti insieme, anche se con persone che stanno a migliaia di chilometri. Va bene? E questa canzone ci dice proprio questo. Si chiama... Come si chiama questa canzone che facciamo adesso? Si chiama Il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Ah, la conoscete? Allora, qua dobbiamo davvero cantare tutti insieme, proprio perché è un senso di responsabilità morale. Adesso con Angelo imparate il ritornello. Pronte? Molto facile. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Facciamo tutti a tutti. Ma il cielo è sempre più blu. Marco Polo, un viaggio senza fine, è uno spettacolo attorno alla figura di Marco Polo, non è uno spettacolo didascalico, non narrerà la storia del milione, ne abbiamo già visti tanti, abbiamo cercato piuttosto di capire quale sia l'eredità di Marco Polo. Ma il cielo è... Fatelo un po' più forte. Altra particolarità dello spettacolo è la collaborazione con l'associazione di volontariato penitenziario Il Granello di Senape, con la quale abbiamo fatto un laboratorio di scrittura creativa quest'estate dentro il carcere di Santa Maria Maggiore, proprio attorno alla figura di Marco Polo. E gli esiti di questo laboratorio sono un testo che questa sera leggeremo. Oggi, mentre stavo riposando nel letto della mia cella del carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, la mia fantasia ha immaginato, dopo la mia scarcerazione, un viaggio a Istanbul. Non so perché, però mi immagino in aeroporto che prendo un biglietto per Istanbul, pronto per lasciare dietro le spalle il passato e pronto per ricominciare una nuova vita. Io in aereo mai andato. E quindi sull'immaginazione dedichiamo quest'ultimo brano, poi avremo davvero l'ultimissimo brano e quindi poi ci salutiamo. Questa canzone, ma vedrete che ci divertiamo ancora, ci divertiremo ancora. La canzone si chiama Ti immagini, è una canzone di Vasco Rossi. Chi conosce Vasco Rossi? Bene, Vasco Rossi. Si chiama Ti immagini e qua potremmo fargli fare Angelo favole alla fine, secondo me. Dai, allora ce la facciamo? Ci aiutate a cantare favole alla fine, va bene? Sentiamo come fa. Basta dire favole, molto facile. Favole un sacco di volte. Favole 1000 volte. Pronti? Ascoltate. Favole, 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 favole. Tutto così. Quando sentite le favole, insieme favole, favole, fa sempre favole. Favole, 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 favole.